Rieccoci rientrati con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, puntata numero 24, ogni domenica in diretta a partire dalle 19:30, siamo in replica alle 23, siamo in replica anche domani mattina a partire dalle ore 8:30 e vi ricordiamo che questa puntata la potete seguire anche attraverso il sito di Sestarete in streaming www.sestarete.org e da non sottovalutare anche la nostra pagina Facebook, seguitissima e cliccatissima all'indomani appunto della messa in onda della nostra trasmissione. Abbiamo, devo dire, raccolto tantissimo audience con questo appuntamento che parla solo ed esclusivamente di calcio dilettantistico. Parliamo adesso di eccellenza, abbiamo una schermata veloce che parla del girone A, che comunque è già ampiamente confermato da tantissimo tempo, una vittoria della Leonfortese super annunciata ormai da tantissime settimane, la Parmonval che adesso va ad affrontare un turno in questa fase nazionale. Carmelo. A questo punto bisogna crederci, la Parmonval non ha più nulla da perdere, era una squadra che era partita senza grosse ambizioni, si sta trovando a cavalcare questo sogno e alla fine insomma, lo spazio per una seconda realtà calcistica palermitana c'è. Chiaramente, ripeto, questa è una formazione che non ha nulla da perdere. Quindi. Ebbene, battuta veloce con Salvo Castorina, Parmonval che Io ho sbagliato i pronostici. Tu hai sbagliato i pronostici. Perché l'ultima volta avevo dato vincente l'Alcamo con la Leon. È vero. E invece poi il calcio è veramente una cosa non scritta. E la Parmonval poi alla fine è riuscita in questo grande miracolo. Io immagino che comunque la Parmonval e il Mister Bianco abbiano, al di là delle chance di una vittoria diretta, abbiano possibilità di andare in Serie D, perché col fatto che non ci sarà più la Lega Pro, la seconda divisione, sì, probabilmente i gironi di Serie D saranno a 20 squadre, ci sarà un allargamento, qualche leggero ripescaggio. E per restringere i costi probabilmente le faranno regionali. Certo, quindi perché le trasferte se no saranno drammatiche. La Sicilia, in quanto isola abbastanza vasta, credo abbia 20 è giusta squadre. È giusta io questa so che dovrebbe cosa, essere così, poi non vorrei dire una cosa per un'altra. Certo. Vediamo adesso la schermata del girone B e poi avremo subito questo collegamento importante con Mister Chiavaro. Carmelo, è stata una partita importante quella del Mister Bianco che ha battuto questo Siracusa considerevole. Ettore, lì per chi ha visto la partita, per chi ha letto le cronache, c'è un dato che risalta. Che il Mister Bianco potesse vincere era ipotizzabile, che potesse vincere così forse in pochi se lo attendevano, perché ha sbloccato il risultato dopo poco con un gol di Genoa, dopo appena 6 minuti. E poi di fatto, fatta eccezione per un paio di occasioni che ha avuto Frittitta, il Siracusa non ha mai veramente impensierito la porta di Paolo Saia, il Mister Bianco ha vinto e ha anche dimostrato di essere superiore. Questo il dato che emerge dalla gara del Toruccio La Piana di sabato. Sentiamo Mister Chiavaro. Mister, intanto complimenti, perché vincere una finale playoff è sempre comunque molto difficile. Lei insomma buonasera a tutti, grazie. Ha sicuramente avuto modo di giocare partite molto più importanti che una finale dei playoff di eccellenza, però credo che ieri una piccola soddisfazione personale è scaturita, non so se è d'accordo. Ma sì, indubbiamente, soddisfazione personale sicuro, però la soddisfazione maggiore è stata per i ragazzi per l'impegno che hanno messo tutto l'anno e averci creduto fino alla fine. È importante. Un Siracusa che si aspettava un po' dimesso, oppure poi alla fine siete stati soprattutto voi che avete fatto gioco e vittoria? Ma guarda, io per mentalità mia, da quando ho preso questa squadra, dopo la quinta partita mi sembra, ho cercato di inculcare i miei ragazzi di cercare di giocare tutte le partite per vincere. La mentalità vincente porta la squadra sempre a giocare. Poi se il Siracusa si aspettava che noi aspettavamo loro perché ci serviva anche il pareggio per passare il turno, avranno sbagliato i conti. Io ieri mattina parlando con la squadra ho detto ragazzi non facciamo l'errore che aspettiamo, perché se aspettiamo poi rischiamo di perdere la partita, cerchiamo di giocare come abbiamo giocato tutto l'anno, cercando di vincere, siamo riusciti a vincere, a fare gol subito e poi secondo me non abbiamo rischiato più niente. Certo. Mister, buonasera, a questo punto non crederci sarebbe un peccato. Sabato, al di là proprio della vittoria, voi avete dimostrato di essere superiore al Siracusa e quindi avete anche le credenziali per andare a Potenza e imporvi. A questo punto non crederci è un peccato. No, noi ci crediamo, da questo punto qua ci crediamo, come ci hanno creduto per arrivare ai playoff, crediamo per arrivare in Serie D.
I ragazzi sono convinti, il primo sono io, essere convinti che possiamo giocarsela con tutti. Poi le parole che dite voi mi possono fare solamente piacere perché il Siracusa ha dimostrato che i nomi non fanno squadra. Mister, lei che quest'anno era partito come direttore generale di questo Mister Bianco, poi si è trovato a dover tornare in panchina. Allora le chiediamo una valutazione un po' più complessiva sul progetto. Se tutto va come ci speriamo, come noi speriamo, perché è importante che una formazione etnea torni in Serie D, il Mister Bianco a livello complessivo, società, ambiente, è pronto per la quarta serie? Ma secondo me sì, se continuiamo le cose che stiamo facendo quest'anno senza fare voli pindarici oppure spendere tanti soldi, sì, perché io sono dell'idea che i campionati, sì, l'interregionale, Serie D sarà più difficile dell'eccellenza, però col bacino di utenza che c'è a Catania, i ragazzi che sono catanesi, puoi fare buonissime squadre senza dover prendere ragazzi di fuori. Poi il Presidente ci sta credendo perché dopo tanti anni sta prendendo qualche soddisfazione personale, come tutti. E io ero partito come direttore sportivo del Mister Bianco, poi problemi con Settineri ci sono stati, non mi va più di parlare di questa cosa qua perché non mi va perché... E mi sono ritrovato un'altra volta ad allenare perché non volevo allenare più, perché non era nella mia testa. Già avevo detto, dopo 25 anni che alleno, basta. Aveva detto stop, però poi alla fine vincere anche una partita come questa, la soddisfazione è, secondo me, anche doppia, no? Sì, indubbiamente, perché portare la squadra del Mister Bianco che nessuno ci dava un centesimo dove siamo arrivati, anzi c'è stato qualcuno, non faccio il nome, che era con noi prima, aveva detto che allenandola io le squadre dove cedevo. E quelle sono le soddisfazioni maggiori, sono quelle là. E vabbè, succede di tutto in questo mondo del calcio. Non parla tanto, perché a Catania tu sai meglio di me, adesso mi voglio sfogare un pochettino, parlano, ma chi ha fatto calcio veramente a Catania c'è un po'. È vero. Allora io chiudo il collegamento, ma una battuta, se mi permette, devo farla sul Catania. Lei è stata una bandiera di questa squadra e credo che questa retrocessione in Serie B un po' fa male anche a chi ha vestito una maglia importante appunto come quella della nostra città. A me fa male perché però a volte i campionati si vincono, si perdono, si retrocede, c'è sempre qualcosa che non è andato in società oppure mica ragazzi. Fa male perché tornare dopo 8 anni in Serie B e quella è la cosa più brutta che possa esistere. Perché vincerlo poi il campionato vuol dire che c'è stato sempre qualcosa, qualche sbaglio, certo. calciatori, società, magazzinieri, tutto. Perché poi vincere un campionato di Serie B non è che è facile, bisogna... È quello, chi ha fatto la Serie B sa cosa vuol dire la Serie B, che parti per vincere rischi anche di retrocedere del Pro. Infatti, quindi bisogna stare molto attenti. Perché Bene, allora... la Serie B è difficilissimo, è duro. Certo, allora auguriamo indubbiamente a tutta la società, in modo particolare a lei e a tutto il suo team tecnico, il buon lavoro perché adesso vi aspettano altre settimane di intenso allenamento. Ma ci prepariamo come sempre, ci prepariamo come sempre perché siamo una società, siamo tutti amici, e questo è importante. Non c'è niente, arriviamo in campo solamente con un obiettivo, vincere se ci riusciamo. E può essere la formula giusta. Se dimostra superiore, battiamo le mani, gli diciamo complimenti, bravi e andiamo via. Benissimo. Allora auguri e buon lavoro, grazie a Mister Chiavaro, allenatore del Mister Bianco. Allora, prima di andare in pausa pubblicitaria e poi congedarci anche con Carmelo Puglisi, la battuta naturalmente anche con i nostri ospiti. Mister Bianco che insomma ha vissuto un campionato travagliato, no? Tra allenatori che andavano, tornavano, addirittura si era ventilata la possibilità di non farli questi playoff, poi alla fine hanno rimesso tutto al loro posto e questi playoff li hanno fatti e li hanno pure vinti. Salvo. Hanno fatto, paradossalmente a dicembre si sono rafforzati, no? Al di là della qualità del mister, perché Settineri prima un giovane però di tanta qualità e tanta bravura, il mister dalla sua l'esperienza, però a dicembre poi hanno fatto degli acquisti importanti, è arrivato Saro Genova, poi dalla Cireale con tutto quel trambusto è arrivato Nicolosi. Voglio dire, la differenza avevano difficoltà inizialmente con reparto avanzato, dopo mi sa che hanno reparto avanzato
di altre categorie sicuramente. Daniele, come pensi che andrà adesso la fase nazionale per il Mister Bianco e anche per la Parmonval? Il Mister Bianco lo conosco meglio della Parmonval perché conosco alcuni giocatori. Credo che comunque il Mister Bianco in difesa sia un'ottima squadra. Infatti guardando i gol subiti ne subisce veramente pochi. Veramente pochi, è vero, quindi insomma se la giocherà la gara. Se la giocherà, sì. Benissimo. Allora chiudiamo quindi questa parentesi sul campionato di eccellenza e salutiamo Carmelo che rivedremo direttamente per la puntata speciale del Penalty Awards. Ci vedremo giorno 1, intanto buonasera a te Ettore e buona sera e settimana a tutti i nostri telespettatori. Grazie a Carmelo Puglisi, abbiamo anche a questo punto il saluto finale di Federica che ormai così come anche l'altra penaltina si lavora poco durante la puntata in questa parte finale perché i risultati sono veramente pochissimi, fanno solo presenza, graditissima tra l'altro. Allora ci lanci la pubblicità e ci saluti. Sì Ettore, io saluto a voi in studio e ai nostri telespettatori e adesso vi lascio con la pubblicità. Chiaramente anche tu ci sarà il Penalty Ma Awards. certo, ci non posso mancherebbe. mica mancare. Infatti, pubblicità. Als schitterend schot